programma in collaborazione con Unindustria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo Apo VF, Gruppo Grigolin. Comincia una nuova puntata di Cronache Trevigiane per raccontarvi una storia di territorio, una storia sportiva ma che ha anche dei risvolti sociali. Intanto siamo in piazza Cima a Conegliano e chi ci sta attendendo è il sindaco di questa splendida città. Sindaco Maniero, buongiorno. Allora, una partnership vogliamo raccontare oggi tra un'azienda del territorio che vuole aiutare lo Spes Volley, questa squadra di Conegliano, volley femminile, siamo in A1 e da 3 settimane è prima in classifica. Questa squadra si rivolge al comune per chiedere ovviamente aiuto e il comune si mette a disposizione. Ma direi proprio di sì, del resto l'amministrazione comunale è partner in questa operazione proprio perché la riuscita anche del successo sportivo è sicuramente un successo per tutto il territorio e quindi da questo punto di vista dobbiamo partire. La presenza della Zoppa Arena, una grande struttura per i grandi eventi, è un fiore all'occhiello per la città di Conegliano e soprattutto la possibilità di ospitare da un lato i grandi eventi sportivi con la squadra di pallavolo femminile appunto che è in A1, quindi la Serie A per eccellenza, ma è prima in classifica nella Serie A. Ricordo che di squadre di pallavolo femminile in Serie A1 ce n'è una sola in tutto il Triveneto, quindi Conegliano per tutto il Triveneto, quindi sicuramente un risultato importante che fa onore alla città di Conegliano. Un applauso Presidente poi a queste aziende che comunque rispondono presente specie in un momento davvero critico. Sì, qui oggi presentiamo soprattutto un'eccellenza, un fiore all'occhiello per quanto riguarda l'energia del nostro territorio. Ascotrade, un'azienda importante che rappresenta centinaia e centinaia di comuni perché serve molti comuni del Veneto e anche fuori regione, un'azienda nata dal territorio. Ricordo che i soci fondatori, tra cui anche il comune di Conegliano, sono 93 e sono prevalentemente nella zona della provincia di Treviso, no? Quindi una realtà importante dal punto di vista economico, però una realtà che vuole essere vicina al territorio e nello stesso tempo vuole anche veicolare la propria immagine tramite gli eventi sportivi. E allora quale poteva essere l'occasione migliore se non questa partnership di un'azienda importante, di una squadra importante, di un territorio come quello del Coneglianese che vuole giocare la propria parte in questa occasione. Allora, io la ringrazio davvero per questa inizio trasmissione con il sindaco di Conegliano che ci apre le porte allora a conoscere meglio questa realtà dello Spes Volley. A tra poco dopo questo servizio di cronache trevigiane. Grazie sindaco. Grazie a voi. Il preparato antismog TiO2 System è un sistema innovativo che sfrutta l'energia solare ed una serie di particolari cristalli per ossidare gli inquinanti e trasformarli in sostanze non più nocive. Conosciuto più comunemente come asfalto antismog, è frutto delle ultime ricerche in casa Superbeton Calcestruzzi e Asfalti. Siamo andati a conoscerlo e a capire il valore della ricerca e dell'innovazione nel settore. Ai nostri microfoni Roberto Grigolin. Indubbiamente questo è una delle componenti fondamentali per attestare e dare delle qualità e garanzie al prodotto che prima erano in maniera più standardizzata, quindi i vari prodotti e li stiamo sperimentando in continue valutazioni sui vari territori, sulle varie situazioni, perché vogliamo trovare e dare quelle risposte che oggi possono dare un certo contributo, soprattutto l'ultimo prodotto che stiamo proponendo e che sta oggi attraversando una certa sperimentazione è sulle zone urbane, su determinate aree dove ci sono degli eventi straordinari, l'asfalto antismog. Ma come funziona esattamente questo nuovo conglomerato bituminoso capace di sfruttare l'energia solare per abbattere gli inquinanti? Lo abbiamo chiesto al dottor Flavio Merlo, responsabile ricerca conglomerati bituminosi. L'asfalto antismog è un asfalto che coniuga le caratteristiche di un'usura speciale studiata precedentemente per garantire caratteristiche di elevata sicurezza e quindi di grip elevato anche in caso di condizioni meteorologiche avverse, quindi pioggia, e con un trattamento superficiale a base di biossido di titanio
in grado di abbattere gli inquinanti atmosferici, in particolar modo il biossido di azoto, gli ossidi di azoto in genere, gli ossidi di zolfo e il COV, il carbonio organico volatile. I centri urbani, ovvero i luoghi maggiormente frequentati dalle famiglie, dove i bambini giocano nei parchi pubblici e gli anziani passeggiano all'aperto, sono quelli maggiormente sottoposti ad una forte incidenza di smog e polveri sottili nell'aria. Sono infatti le aree urbane l'obiettivo del nuovo asfalto Superbeton, come ci spiega il dottor Flavio Merlo. Si applica in tutte quelle condizioni in cui c'è stagnazione di traffico, cioè poca scorrevolezza di traffico, e quindi nelle aree urbane circolate da qualsiasi tipo di traffico degli autoveicoli e nelle zone di accesso alle aree urbane, dove appunto c'è bassa velocità del traffico presente e quindi stagnazione e forte presenza degli inquinanti. Rimaniamo in Piazza Cima Conegliano, come vi abbiamo raccontato vogliamo un po' illustrare questa nuova partnership tra un'azienda del territorio, Ascotrade, e la Spes Volley, questa squadra di pallavolo che da 3 settimane è in testa alla classifica del volley femminile di Serie A1. E abbiamo qui in piazza, proprio ad attenderci, Stefano Busolin, presidente di Ascotrade. Buona giornata presidente. Allora, avete voluto dare un segno sì sportivo, ma sociale, no? Un'azienda del territorio che sta vicino a una realtà del territorio. Sì, sicuramente abbiamo voluto dare con questa partnership un messaggio sociale al territorio, senza dimenticare che noi siamo azienda e comunque il nostro obiettivo è quello di incrementare i nostri clienti. E pensiamo di farlo attraverso il nostro piano di comunicazione che stiamo lanciando proprio in questo periodo. L'inizio passa attraverso questa collaborazione con la Spes Volley Conegliano, e quindi una società fortemente radicata come lo è Ascotrade, una società che fa parte di una disciplina sportiva bellissima che è la pallavolo, che fa del rispetto delle regole, della felicità delle famiglie e dei giovani che frequentano i palazzetti dove non ci sono incidenti, dove non esiste il doping. Ecco, attraverso tutto questo sistema di valori che abbiamo definito appunto valori, noi pensiamo di realizzare la nostra azione di visibilità. E quindi Ascotrade c'è. Dopo entreremo un po' nel dettaglio di questa azione, ma spieghiamo un po' a chi ci segue Ascotrade che tipologia di azienda è. Una tipologia ovviamente nelle energie, commercializzazione del gas, circa 350.000 clienti e di proprietà dei comuni, se non sbaglio. Sì, la nostra capogruppo è la Scopiave, e dietro la Scopiave c'è Asco Holding, quindi i 93 comuni della provincia di Treviso. È un'azienda che Ascotrade si occupa della vendita del gas, lo facciamo alle famiglie, lo facciamo alle aziende. Lo diceva lei, sono 350.000 oggi i nostri clienti, siamo presenti in più regioni del nord Italia e quindi vendiamo. Peraltro, oltre al gas, siamo presenti nell'energia elettrica e anche nel fotovoltaico attraverso una delle nostre società del gruppo. Allora Busolin, rimanga con noi perché vogliamo ascoltare Lucchetta, il presidente dello Spes Volley, raccontarci questa realtà e poi concluderemo la puntata con lei che ci va un po' ad illustrare questo accordo. A tra poco, dopo questo servizio di cronache trevigiane con il presidente di Spes Volley. A febbraio il forum di discussione sulla PAC. 2010, annata trionfale per la Marone. Energia rinnovabile. Nei comuni italiani impianti in crescita del 110%. Queste le cronache dal primario di questa settimana. Il 22 febbraio prossimo si terrà il forum di discussione sulla riforma della PAC, dove saranno invitati ad intervenire tutti i soggetti del mondo dell'agricoltura. Ognuno sarà chiamato a portare il proprio contributo, partendo dal documento a cui gli uffici del Ministero dell'Agricoltura, insieme a tutte le altre componenti del settore, stanno lavorando già da mesi. La discussione sul futuro della politica agricola comune è sicuramente la sfida più importante che aspetta il mondo dell'agricoltura, ha detto il ministro Galan. Se è vero, e lo è, che la maggior parte dei fondi per il settore primario provengono dall'Unione Europea. Il 2010 è stato l'annus mirabilis per la Marone, che ha venduto quasi 13 milioni di bottiglie, facendo volare l'export a più 40% per un vino che, per l'80%, è venduto all'estero. Certamente la Marone è un vino veneto e questo giustifica in parte la mia gioia, ha commentato il ministro Giancarlo Galan.
Bene dunque l'Amarone, bene i suoi produttori e bene anche gli amici del Consorzio del Prosecco, che stanno impegnandosi in un'importante attività di promozione sullo scenario internazionale, e questo senza dubbio servirà a prendere ancora più le distanze dallo champagne, visto che gli spumanti italiani ormai guidano la classifica dei vini delle grandi occasioni. Secondo il rapporto Comuni Rinnovabili 2010 di Lega Ambiente, il 2010 è rappresentato un anno di forte crescita, tanto che ormai diversi tipi di impianti sono diffusi nell'86% delle municipalità italiane. Sono infatti quasi 6.700 i comuni italiani dove è installato almeno un impianto, nel 2008 erano poco più di 3.100. Per quanto riguarda la diffusione delle rinnovabili nelle regioni italiane, la Lombardia risulta in testa, seguita dal Trentino Alto Adige e Piemonte. Tuttavia, per far sì che i cittadini, gli imprenditori agricoli, le istituzioni pubbliche e le industrie alimentari si rivolgano con fiducia alle energie rinnovabili, è necessario che l'iter autorizzativo, gli aspetti fiscali e le incombenze a carico dei produttori di energia siano ben conosciuti. Dicevamo quindi 8 gare su 9 vinte, la prima posizione da 3 settimane, e proprio domenica lo scontro con la seconda, con Scavolini. Stiamo parlando ovviamente dello Spes Volley, e qui abbiamo Giovanni Lucchetta, il presidente, che ci attendeva. Allora, oggi per raccontare ovviamente i vostri successi, che arrivano anche da lontano, dobbiamo dirlo, non è una cosa improvvisata. No, è un lavoro, un percorso di 6-7 anni che stiamo lavorando per giocarci, per incontrare i campioni d'Italia. Il primo anno li abbiamo incontrati in casa giocando e perdendo nettamente, e anche è giusto che fosse così. Oggi li incontriamo alla pari, addirittura noi primi in classifica e loro secondi, e sarà una grande sfida che è frutto di tanto lavoro di palestra da parte nostra, e anche forse in questo magari anche loro hanno fatto qualche passo falso in più, però certamente quando c'è lo scontro diretto loro hanno un qualcosina in più di noi, ma il nostro pubblico, il nostro ambiente, la nostra Zoppa Serena potrebbe capovolgere, diciamo così, la situazione. Oggi una conferenza stampa per presentare questa nuova partnership con Asco Trade. Allora, è interessante che oggi molte aziende del territorio guardano allo Spes Volley. Presidente, la situazione economica sappiamo qual è, quindi queste aziende che continuano a dare allo sport, è una questione, lo dicevamo, anche sociale, di aiuto, hanno un valore ancora in più questi gesti? Certo che lo valore in più, diciamo che la nostra società è proprio frutto del territorio, proprio figlia del territorio, perché è come una grande pianta che nasce a Conegliano ma affonda le radici su una miriade di piccole e medie aziende che sono l'ossatura portante della nostra economia. Noi abbiamo 350 aziende che sono, diciamo, partecipi del nostro progetto con cifre piccole e medie e anche importanti. E non è un caso che ci sono 350 aziende, non è un caso che poi ci siano 5.000 persone nel Palasport. Credo che questa squadra diventi proprio un unico elemento con il suo territorio, e piuttosto di avere un grande sponsor che magari decide di cambiare strategia e quindi ti lascia a piedi la mattina e la sera, credo sia una strategia di lungo periodo vincente se ha una miriade di aziende che sostengono questa e partecipano alla vita di questa società. Lei, Presidente, stia qui con me, noi facciamo una piccola sosta e tra poco parleremo anche dei numeri di questa società, di quante ragazze o bambine partecipano agli allenamenti e danno ovviamente l'infa vitale allo Spes Volley. A tra poco.